Salve a tutti, benvenuti. Scusate l'attesa con schermo nero, devo finire un attimo di correggere un errore che ho fatto. Scusate, un secondo solo, sono subito da voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Che ho fatto qui? Mi sa che ho fatto un macello. No. Ma sembra che dovrebbe funzionare tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. L'audio dovrebbe arrivare, benvenuti a tutti, benvenuti, solo che io sto su Twitch, su YouTube e su Facebook contemporaneamente e allora c'è stato un attimo qualche problema di connessione con qualche network. Ecco, io c'ho qui sul cellulare, c'ho Twitch per vedere tutti i messaggi e qua ci abbiamo. Allora, salve a tutti da Reni Retro, benvenuti in questa nuova live. Oggi è 9 gennaio 2023, sono le 10:23 di mattina. Qui il tempo è molto nuvoloso, fino a pochi minuti fa pioveva qui a Roma, pioveva molto forte. Quindi allora la live, come vedete dalla descrizione, riguarda appunto Reni Retro, quindi si parlerà di retro computing, di retro gaming, insomma di qualcosa che ha a che vedere con, diciamo, il ramo videoludico, chiamiamolo così, retroludico, perché appunto io non ho videogiochi di nuova generazione. La cosa più nuova che ho è una Wii di mia figlia, che sta lì da quando lei ha fatto la comunione, figuratevi, da tanto tempo. E niente, abbiamo 2 o 3 giochi, ma la Switch, la Wii invece la usiamo ancora tantissimo. La Wii è la console che usiamo di più in questa casa. Allora, io mi pare che mi ero portato, sì, coltellino rosso, ritrovato, redivivo, coltellino rosso. Noi dobbiamo andare ad aprire questo paccone che poi vi dirò tutte le info di chi me l'ha inviato, poi ovviamente le trovate anche in descrizione, però per chi non ha ancora visto la descrizione, quindi è ancora una sorpresa. Allora io vado con il coltellino senza andare a rovinare troppo il contenuto, vado ad aprire, vedete, con il coltellino piano piano. Eccoci qua, poi si fa così, vado di qua, stessa storia. Questo pacco, devo dire, mi è stato spedito tipo martedì scorso e mi è arrivato mercoledì, cioè neanche 24 ore ci ha messo ad arrivare, ed è stato spedito da Milano, ok? Per chi è connesso scrivete nella chat, così vi saluto, e vedo che c'è parecchia gente connessa. Allora, ecco lo scatolo, apriamo lo scatolo. Allora, vi dico subito che questa è la prima di 6 live che io farò dedicate al contenuto di questo pacco, ok? Perché mi sono organizzato, poi nella live di domani ci sarà anche un'animazione, non sono riuscito a prepararla per oggi. Comunque saranno 6 live brevi, non tanto lunghe, così almeno vediamo se i video un po' più brevi possono piacere un po' di più. Allora, questa è la prima cosa, vedete che bello, cartoncino, scherzo, un cartoncino, 2 cartoncini, 3 cartoncini, e chi più ne ha più ne metta. 3, 4, 5, via con i cartoncini, via con i cartoncini, è solo cartone, vedete, giustamente, è solo cartone, solo cartoni, vediamo quanti cartoni, non sono cartoni animati, perché sennò era Reni Toons,
quindi solo cartoni da tutte le parti. Vedete, magia, basta. Ok. Allora, io direi che durante questa live voi già intravedete qualcosa di colorato qua dentro, ok? Io direi che in questa live noi, Tomi, ci andiamo a vedere solo questo, mamma mia, tomo 1. Allora, c'è da ringraziare Giuseppe Di Lillo di Edicola 8 bit. Allora, primo volume, quello che andremo a vedere, ad analizzare durante questa live, Special Program, la collezione completa. Guardate che tomo, guardate, ok? Allora, in descrizione del mio video su YouTube trovate, mi sa forse pure su Facebook, poi dopo controllo, comunque tanto poi rimarrà online solo il video di YouTube. Trovate tutti i link per andare ad acquistare, ne ha ancora qualche lotto disponibile di questi libri. Cosa contengono? Questa è la collezione completa, tutti i numeri di Special Program, ok? Special Program cos'era? Allora, bisogna fare un passo indietro, bisogna tornare negli anni 80. Ok, negli anni 80 un paio, quindi sono due computer fecero la loro comparsa nelle case degli italiani. Ok? Questi due computer erano il Commodore 64 ed il VIC-20. Ok? Ciao Giuseppe, benvenuto in questa live dedicata interamente al sito Edicola 8 bit e a Giuseppe Di Lillo che ha portato avanti quest'opera. Sto facendo l'introduzione all'opera perché ovviamente, come qualsiasi live di Reni Retro, Reni J, Reni Toon, io faccio sempre, diciamo, un'introduzione a quello di cui parlerò poi durante la live. Allora, erano gli anni 80. Nelle case c'erano due filosofie di pensiero. C'era chi amava la Commodore ed il Commodore 64 perché magari veniva dal suo predecessore Commodore VIC-20, si era trovato bene con il VIC-20 e aveva voluto fare il passo successivo acquistando il Commodore 64, oppure c'era l'altra filosofia di pensiero che era prettamente spectrumiana, diciamo, sinclairiana. C'era anche il Sinclair ZX Spectrum 48K che diciamo era in alcune case. Pochissimi ci avevano anche tutti e due. Ok? Allora, negli anni 80 il floppy disk, aspettate che ce n'era uno qua, l'ho appoggiato, poi dopo l'adopero. Ecco, io mi perdo sempre la roba qua. E niente. Ah, eccolo. Guardate, questo è uno dei miei floppy disk per Commodore 64, Music Disk 3 e poi qua Interlaser Pictures from Amiga. Qui erano state digitalizzate delle immagini da Amiga e portate su Commodore 64. Questo è un dischetto M2D della TDK originale, vedete? Io di questi ovviamente già registrati con tutti i miei programmi, tutti i miei giochi dell'epoca, ce n'ho migliaia. Sono molto geloso dei miei dischetti, chissà se funzionano ancora, ma a breve dovrò scoprirlo perché dovrò sicuramente connettere un Commodore 64 con uno dei tanti drive che ho e vedere di questi floppy quanti ne funzionano. Però prima ancora di questi floppy che costavano, prima ancora all'epoca costavano parecchio, prima che diventasse il floppy disk come unità, il 1541 diventasse come unità accessibile alla massa, c'era il dataset nel caso del Commodore. Nel caso del Sinclair ZX Spectrum era una qualsiasi piastra, un qualsiasi registratore con l'ingresso e l'uscita, mic e cuffie, ok? Quindi uno allo Spectrum ci attaccava il registratore e quindi si potevano andare a caricare
le cassettine da edicola. Attenzione, attenzione, arriviamo presto qui, subito. Allora, c'erano tanti editori all'epoca che ci hanno visto lungo, e allora si sono messi a fare le cassettine con dentro i giochi Commodore 64 e Sinclair. Prima era magari qualcuno, era Commodore 64 e VIC-20, lato A 64, lato B VIC-20. Poi quando hanno visto che il VIC-20 non vendeva più tanto e aumentavano invece le vendite del Sinclair ZX Spectrum 48K, hanno cominciato a fare lato A Commodore 64, lato B VIC-20, lato B Spectrum 48K, scusate. Io ovviamente ce le ho tutte e due, ho un sacco di retro computing, ma questo è un altro discorso che esula dall'intento di questa live. Allora, insieme alla cassettina che veniva venduta in edicola, c'era sempre anche un volumetto allegato dove c'erano spiegati i giochi, ovviamente rinominati con nomi inventati direttamente da chi faceva queste riviste. Venivano fatte delle ridisegnate spesso col Koala Pad, che era la tavoletta grafica per il Commodore 64, ma qualche altra volta anche o con il mouse o addirittura col joystick riuscivano, sempre con programmi molto simili a Koala Pad, che ricorda il Paint di Windows 3.11, ok? Venivano disegnate le intro. Durante il caricamento veniva mostrata un'immagine, poi scompariva, ricomparivano le righe, insomma era tutto organizzato, non era una cosa semplice, e c'era allegato un volumetto. Allora, questo tomo è il primo di 6 volumi che noi andremo a vedere piano piano, fatti da Giuseppe Di Lillo di Edicola 8 bit. Io adesso non lo apro bene perché non mi va di rovinarlo. Comunque vedete che qui c'è scritto lato A 64, lato B Spectrum 48K. Le cassette erano proprio così, con scritto, allora erano arancioni sul lato A e azzurre blu sul lato B. Allora c'erano scritti, ovviamente c'era il logo Special Program e poi c'era la lista dei giochi contenuti in quel lato, ok? Poi ovviamente c'era il numero della cassetta, quindi allegato, che ne so, alla rivista, al volumetto numero 1, numero 2, numero 3, e poi diciamo c'era appunto il lato A CBM 64 dall'altra parte, ok? Quello che è stato enorme, il lavoro grandissimo che è stato fatto dal nostro amico Giuseppe, è la pulizia. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che già portare nel 2022-2023, adesso siamo nel 2023, delle riviste degli anni 80 già è una magia, ok? Completare addirittura un'opera, io neanche ce l'avevo tutti, anche perché io poi in edicola compravo Special Program, Special Play Games, i Magnifici 5, i Magnifici 7, Logica 2000, ne spornavo una marea, quindi poi compravo altre cassette che mi ricordo erano Noi C64 e C128, pure quello, perché poi dopo fecero pure delle cassette che erano compatibili 64 e Commodore 128, quindi diciamo ci fu fatto ne vendevano tantissime di queste cassette e quindi uno ogni tanto sceglieva quale acquistare e quale no. Allora, bisogna dire che il grandissimo lavoro, guardate la qualità, dopo vi faccio vedere qualche altra pagina, certo non tutte le pagine, guardate l'SX64, questo è l'executive, il Commodore 64 portatile, aperto così. Allora, il grandissimo lavoro di Giuseppe è stato di andarsi a pulire una per una queste riviste, perché magari sono arrivate, sì, ai giorni nostri, perché no, qualcuno ce l'aveva in cantina, qualcuno ce l'aveva da qualche parte, lui sul suo sito stupendo Edicola 8 bit, andatelo a vedere, il sito ve lo faccio rivedere, Edicola 8 bit, www.edicola8bit.com, andatelo a vedere perché vale la pena.
Allora, il lavoro è stato nel restaurare pagina per pagina tutte le riviste di Special Program. Allora, in che consisteva questo lavoro? Allora, voi sapete che le riviste noi le possiamo scansionare, scansioniamo a 200 dpi, a 300 dpi, aumenta un po' la qualità, però se la rivista si è piegata e c'ha una riga qui, e quello c'ha bisogno di un lavoro di ricostruzione per eliminare quella riga. Cioè, non mi ricordo che in edicola, stesso quelle che io compravo non erano così perfette. Guardate che io mi sono fatto mandare dei video che lui ha condiviso un po' con tutti quanti. Andate su Facebook, cercate Giuseppe Di Lillo, ho messo pure il link al suo profilo Facebook, andate a vedere tutti i video che ha pubblicato anche dentro il gruppo di Edicola 8 bit, e andate a vedere i video in alta definizione che lui ha pubblicato, li fa col cellulare, e si vedeva la qualità, ma guardate, allora non c'è. Allora, è come, allora, fare questo lavoro è come andare a restaurare un film fotogramma per fotogramma, ok? Perché dico così? Un film è composto, diciamo un film PAL degli anni 80, andava, che ne so, a 25 frame al secondo, quindi erano 25 fotogrammi per ogni secondo. Lui è andato per ogni rivista ad editare e a pulire ogni singola pagina. Pulire significa levare anche le sporcizie, qualunque cosa. Guardate alla fine il risultato qual è. Cioè, questo è un risultato, a parte che come vedete sono pagine tutte quante a colori, pure queste che sembrano bianco e nero, qui la scritta è verde scuro. Ah, poi vedete pure la cornice è arancione, ok? Guardate le top 30. Daily Thompson Decathlon, Spectrum C64, MSX. Vedete, poi sulle riviste veniva parlato anche di altre console. Questo è l'MSX, c'ho anche questo io, Buongiorno Sony, sono il Beat. Cioè, guardate che opera che è riuscito a fare, guardate che spettacolo. Ma poi tutto a colori, tutto a colori. Ah, vedete quello che dicevo prima io? Questo è Special Play Games, vedete? Questo scritto in verde, Special Play Games, questo. Poi c'è sta quest'altro che era Play Games senza special, 10 giochi per Spectrum 48K. Ovviamente poi sulle riviste si facevano pubblicità uno con l'altro. Io, se vado a cercare, sicuramente ci sto pure io dentro Vendo, Compro, Cerco, Trovo, perché io ci pubblicavo su queste riviste. Vendo Commodore VIC-20, vendo Atari 2006, vendo cambio, ci stanno tutti i numeri di telefono. Vendo per 20.000 lire o scambio qualsiasi altra cartuccia, cartridge, number nabler. Alessandro, vendo cassetta con circa 20 giochi a 10.000 lire. Cerco espansione di memoria per VIC-20 da 32K. Se io avevo 3, 8 e 16K, questo cercava l'espansione da 32K. E inoltre vendo videogioco Leonardo Gig con 3 cassette, lire 100.000. Vendo per Commodore 64 giochi, fra cui Decathlon, lire 10.000, Monopoly, Falcon. Ragazzi, questo è qualcosa di storico. Cioè, qui nasceva la pirateria. Qui nasceva la pirateria, lo scambio di giochi, anche perché molti scambi avvenivano sui banchi di scuola. Attenzione, oh, tu hai preso Special Play Games, oh dai, io ho Logica 2000, scambiamo 6 cassette. E poi io con le cassette vuote con un semplice adattatore, che tra l'altro ho anche qui da qualche parte lo sdoppiatore per le cassette, però col presepe qua io ho spostato tutto e non mi filo de muove niente, però da qualche parte qui c'è lo sdoppiatore per fare le copie delle cassette col Commodore 64. Guardate altre pubblicità, giochiamo col computer, ma guardate il nero
come l'ha pulito. Cioè, questa pagina nera parla da sola. Guardate. Cioè, la qualità è nera, 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 nera. E non può essere arrivata nera così, senza una riga, senza una cosa. Questo è stato tutto un lavoro di Giuseppe che è andato a pulire una per una tutte queste pagine. Quindi questo ha un valore aggiunto, quest'opera, che non finisce mai. Vedete, guardate le pubblicità e la prima pagina del nuovo volume, poi rilegate molto bene. Guardate qua dietro, si è divertito a mettere tutte le immagini dei giochi. Cioè, comunque la qualità è eccezionale, ragazzi. Notizie flash dalla Fiera di Milano. Oh, guardate, questo è un Sinclair con il registratore incorporato. Poi lo fecero anche col floppy incorporato. Amstrad. Ah no, questo era l'Amstrad, non era un Sinclair. Ecco, infatti è l'Amstrad. C'ho pure quello, mi sbaglio pure io. Ah, ecco, io parlo sempre, ecco, i Magnifici 5, i Magnifici 7, in edicola. 5 giochi fast loading biturbo, perché è una macchina. Lo so che ho occhio, certo, io lo so, perché allora, queste riviste venivano vendute, dietro c'era un cartoncino, io vi posso raccontare tutto perché l'ho vissuto, sono del 74, quindi l'ho vissuta in pieno quell'epoca. Allora, queste riviste venivano vendute con un cartoncino dietro, la grandezza era questa, la grandezza della rivista era questa. Qui immaginate c'era la cassetta, ok? La grandezza era questa del volume. Dietro c'era un cartoncino e intorno c'era una busta trasparente, ok? La copertina, adesso ve la faccio vedere perché vendo, compro, cerco, trovo, era l'ultima. Ecco, la copertina era questa. Quindi immaginate che qui c'era la cassetta. Immaginiamo, prendiamo una cassetta, no? Piamola una cassetta, piamola. Mo questa è una cassetta audio, non ci fate caso. Questi sono gli Equip 84, non c'entrano niente col Commodore, però la grandezza della cassetta era questa. Voi immaginate che c'era la cassetta. No, ma la cassetta c'aveva pure l'involucro, quindi vediamola con l'involucro. C'aveva pure l'involucro. Ecco, così. C'era la cassetta e poi special program con tutti i giochi. Ok? Renato riesce a fare comparazione a una rivista Sipe? No, purtroppo le riviste ce l'ho. Allora, vi dico pure le mie che fine hanno fatto. Quando io poi passai a questi, che io ci misi poco a passare a questi, perché con le cassette ci ho tribolato, diciamo, tra l'Azimut, la prima cosa. Poi vabbè, regolavi bene l'Azimut, poi bene o male funzionava, ma ci metteva i secoli per caricare. Io non potevo stare a attendere. Mentre c'avevo uno zio Sandro, che purtroppo non c'è più tra noi, ma lo ricordo con affetto, che lui già c'aveva il 64 col floppy. Quando andavo a casa sua e vedevo sto Commodore 64, che con 2 secondi lui c'aveva pure la Capitan Mickey 2 già. No, non era la Mickey, è la Final Cartridge. Era la Final Cartridge, ci metteva un attimo a caricare i programmi, i giochi, qualunque cosa. E allora io dissi, senti, qui sto dataset sì va bene, ma ci deve essere meglio. Infatti andai subito a comprare l'1541 e quindi le cassette da edicola me le passai tutte quante sui floppy e le regalai al mio vicino di casa, che lui invece aveva ancora il registratore, quindi regalai tutto, cassette, volumetti, ma i volumetti spesso venivano buttati, cioè noi li usavamo giusto per vedere i tasti da premere o se il joystick andava in porta 1, porta 2 eccetera, solo per questo. Ma qualche volta sulle riviste ci scrivevamo pure, infatti qua vedo che non c'è scritto da nessuna parte, però normalmente sui giochi qua c'erano scritti i giri da dove iniziava e dove finiva un gioco, ok? Quindi è bellissimo vederli così tutti puliti, guardate, guardate, sembra come, non lo so, vedere un film restaurato in Blu-ray disc, un film magari degli anni 80 restaurato in Blu-ray disc
che non c'ha imperfezioni. Mi è successo la stessa cosa con alcuni cartoni animati che prima tu li vedevi, ovviamente la pellicola girando nel proiettore, c'erano pure tutti, diciamo, la sporcizia, la polvere, eccetera. Quando lo vedi restaurato in Blu-ray disc, a parte che si perdono molte diciamo, delle sfumature, chiamiamole così, poi pure i buchi di pellicola, perché le pellicole avevano pure dei buchi infinesimali che se tu lo vedevi c'erano dei buchi dove la luce passava e quindi quando lo restaurano in Blu-ray e lo vedi perfetto, e allora dici ammazza che lavorone, guardate, cioè non c'è, cioè il colore è tutto uniforme, omogeneo, la scrittura senza un'imperfezione. 17x24, esatto, sì sì, no, è come la rivista originale, l'ho detto, io me lo ricordo, c'era il cartoncino dietro che era così, esattamente così, il cartoncino dietro, e c'era la rivista davanti al cartoncino e la cassetta, e poi la busta trasparente intorno. Io me lo ricordo, ma guardate, cioè, joystick, tasti, corsa di moto, box, poi box, vabbè. Comunque il Commodore 64 c'ha avuto pure Frank Bruno's Boxing che era molto molto bello. Ma comunque c'era pure International Boxing che era molto molto bello. Ma questo qua, sto box, diciamo, sì, è un gioco di box, diciamo. Comunque io ci ho fatto l'infanzia con il Commodore 64 e quello che colpiva moltissimo del Commodore 64 era la fantasia che uno ci metteva. Ti è Formula 1. Allora, è uguale a quello che si gioca adesso sull'Xbox e sulla PlayStation 5. Vedete, stessa grafica, non cambia niente. Tutto nasce da qui, ragazzi. Questa, oltre ad essere un'opera fantastica perché riporta, diciamo, noi vecchiarelli all'infanzia, è anche un'opera storica perché, ragazzi, non ci nascondiamo dietro un dito, non neghiamo l'evidenza. Tutto è nato da qui, tutto è nato, se vogliamo, addirittura da un analizzatore di spettro, da uno oscilloscopio che si poteva far muovere questo puntino come si voleva su un oscilloscopio. Poi da lì a fare i vari Pong ce n'è passato poco. Poi da Pong siamo passati a qualcosa di meglio, già col VIC-20, con l'Atari 2006. Ok? Poi ecco Commodore 64, ZX Spectrum. E vi voglio far vedere che lui ha anche ricostruito tutte le copertine che loro ti davano. Vedete, qui c'era lo spazio per scrivere i giri. Vedete? Qui c'era lo spazio per scrivere i giri. Questa cassetta ID, nome, cognome, città, questi dovevano essere ritagliati e poi venivano messi intorno alla cassetta. Ok? E questi, guardate, l'ha ricostruiti in una maniera, guardate, numero 16. Guardate come l'ha ricostruito. Io mi sa che manco gli originali erano così perfetti. Guardate, cioè io non l'ho mai viste così perfette, devo dire la verità. Cioè, guardate che perfezione. Personalizza la cassetta scrivendo il tuo nome. Ritaglia lungo il bordo segnato in nero e piega seguendo il tratteggio indicato. E ti facevi la tua cassettina special program originale. Io non l'ho mai viste così perfette. Cioè, ma manco loro stessi che le vendevano, anche perché poi all'epoca bisognava anche risparmiare, anche perché gli acquirenti a cui erano destinate queste riviste erano tutti studenti delle medie, qualcuno delle superiori, ma non è... oppure c'era qualche genitore, se qualche ragazzino era degli anni, fine anni 70, che ne so, 78, 79, era magari molto piccolo, faceva ancora le elementari,
e allora qualche genitore glielo comprava, però bisognava contenere i costi, quindi le stampe pure non erano così perfette come questa che sto vedendo adesso. Io non lo so, magari per domani vado in soffitta, non penso di trovare Special Program, però qualche altra rivista ce l'ho da parte, Magnifici 5, Magnifici 7, uno di questi, e facciamo un paragone con la rivista originale Play Games, Special Play Games. Ma veramente io rimango sbalordito della perfezione. Scusate, il bello della diretta. Tra un mese in edicola il numero 10 di Special Program. Assolutamente da non perdere, con altri 10 nuovissimi videogiochi che girano sul Commodore CBM 64 e sullo Spectrum 48K. Ok? Ai lettori, questo di Program e Special Program è un preciso invito a fare della rivista la vostra rivista, mandandoci programmi, giochi, utilità e consigli. Vi chiediamo pertanto di mandarci quanto prima cassette e listati originali affinché la redazione, al suo insindacabile giudizio, ne decida la pubblicazione a premi con 100.000 lire ogni listato pubblicato e con 300.000 lire quei giochi o utilità che siano stati inseriti in cassetta. Vi chiediamo anche di inviare insieme agli listati una cassetta dimostrativa del gioco o dell'utilità per evitarci di spremerci le meningi in operazioni di decrittazione, senti che avevano usato, di ciò che avete inviato. Il programma o i listati che ci invierete devono anche essere sommariamente descritti in modo da farci capire l'obiettivo del gioco o dell'utility. Ci raccomandiamo anche che si tratti di programmi che ognuno correttamente che girino correttamente su uno dei computer che tratta la nostra rivista, evitando quindi quelli per altri computer. Grazie alla redazione. Cioè, mamma mia, questo vedete ai lettori, ho letto questo, e poi ci sono 10 regole del programmatore di Program. 1. Manda la cassetta. 2. Ricorda di fare il listato chiaro. 3. Quando mandi più programmi, fa listati e cassette differenti. Specifica subito per quale computer hai lavorato. Inserisci in un angolo del listato sulla cassetta il tuo nome. Vabbè, poi questi sono veramente io sto facendo un tuffo nel passato, non so se per voi è la stessa cosa, ma guardate, è qualcosa di spettacolare. Per chi ha il Commodore 64, per chi ha lo Spectrum, vedete, prime risposte se qualcosa non funziona, no? Finalmente le poste italiane ci hanno fatto pervenire le prime risposte dei nostri lettori dell'area club. Pensate. Sommario, ti è? Allora, The War, Zio Beer per il Spectrum, Malesia e Extra. Andiamo a vedere. Allora, CBM 64, The War sarebbe il gioco degli scacchi. The War, cioè The War, gli scacchi. Un magico gioco simile agli scacchi, dove però ai re e alla regina sono stati sostituiti artifici magici. È meglio allenarsi bene prima di giocare. Joystick in porta 2. CBM 64, che gioco è? Che gioco è? Guardate che roba. I tasti. Gli UVI. CBM 64. Il gatto. Spectrum 48K. Space War. Guardate, io so veramente... Grazie Giuseppe, veramente grazie. Grazie per questa collana fantastica. È stata la prima collana inserita nel sito. Per 3 anni e più c'era solo Special Program. Bellissima, guarda.
E infatti è stata una collana veramente veramente bella. A me piacevano tanto vedere anche questi disegni qua. Oh, nell'ultimo volume trovate tutti questi disegni, ma questo ne parleremo piano piano, piano piano. Allora, Giuseppe, in questo primo volume quante riviste ci sono? In questo sono 26, mi confermi? No, numero fino al 18. Fino al 18. Qui ci hai messo fino al 26 questo. Nell'indice leggo che c'è fino al 18, dico bene? Sono 18 numeri... No. Sbagliato? No, sì. Vedete, questo è l'indice del tomo. Vedete che è usato? Guarda. Queste sono le chicche, vedete? Le chicche sono 18, ok. Quindi hai messo 26 per le cassette, perché vediamo con l'ultima pagina è proprio questa. 26 per le cassette, ma sono 18 numeri. Comunque stavo dicendo, la chicca, quando veniva caricato il gioco c'era questo di sfondo. Cioè queste sono le cose che mi piacciono, vedete? Cioè usare uno sfondo così, poi ovviamente mettendoci un rettangolo bianco per rendere al massimo leggibile le scritte qui, quindi fatto benissimo. Però intorno, tra l'altro, queste righe non sempre erano... Allora, il Commodore 64 quando lo accendevamo c'aveva il background e il foreground. Praticamente quello intorno era il background e quello dentro era il foreground. C'erano due comandi poke che servivano per cambiare i colori, quindi 53 28 1 virgola il colore, 53 28 0 virgola il colore. Con questi due comandi poke, che ancora me li ricordo a memoria, potevate cambiare il colore sia del dentro sia dell'esterno del video del Commodore 64. Allora, non tutti i giochi avevano le righe a pieno schermo. Va bene, grazie di essere passato Giuseppe, io continuo ancora qualche minuto perché ho dedicato buoni 40 minuti e ancora non ho fatto neanche vedere bene. Io voglio far vedere non tutte le pagine perché sennò la live durerebbe un'eternità, però voglio sfogliare un po', farò vedere le pagine migliori di questo primo volume e poi vi do appuntamento per domani alle 10 per il secondo volume. Ripeto, saranno 6 episodi, ok? Ringraziamo Giuseppe di essere stato con noi in questa live, lo salutiamo, auguriamo buonissima giornata anche a lui. Buon lunedì, buon pomeriggio, buona mattinata, ancora sono le 11, sono 10:59 in questo momento. Allora, quindi stavo parlando del caricamento dei giochi. Ci poteva essere o una schermata, quindi un disegno, uno di questi, con intorno le righe che abbiamo visto qua, con queste righe qui, oppure queste righe potevano essere a pieno schermo, quindi prendevano sia il fuori che il dentro. E quindi, tra l'altro, queste righe erano molto utili perché davano informazioni sull'azimut, sull'allineamento dell'azimut. Se le righe erano continue, l'azimut era allineata perfettamente, il caricamento stava avvenendo correttamente. Se invece erano rade, una riga ogni tanto, vuol dire che l'azimut era disallineata e quindi non stava caricando bene merito niente. Quindi quelle righe erano anche molto 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 utili per capire se il caricamento stava andando a buon fine oppure no. Quindi molte volte io utilizzavo anche queste cassette per andare a regolare l'azimut, perché mettevo play, shift run stop, press play on tape, premi play, ok, searching, found il nome del gioco, premevi spazio, lui compariva, ovviamente diventava bianco lo schermo, loading, e poi cominciavano a comparire le righe. Quando comparivano queste righe, se erano rade, tu muovendo l'azimut, ovviamente basta che era rada un paio di volte e lì si era perso dei bit e non se lo caricava il gioco, però muovendo l'azimut poi comparivano tutte continue, quindi tu potevi riprovare e essere sicuro che la volta successiva il gioco veniva caricato correttamente, quindi senza aspettare load, error, ridi e quindi ricominciare tutto da capo. Era, diciamo, sono tutte chicche che chi l'ha vissute le può raccontare, chi non l'ha vissute ovviamente non le sa, anche perché oggi difficilmente c'è qualcuno
che si mette a prendere una cassetta di special program, metterla nel... cioè saremo 2, 3, 4, 5 i matti. Non mi sento manco di mettermici io, perché io già vendo il floppy, non me ci metto più, ci stanno tutti gli emulatori. Questi addirittura i giochi, le cassette legate a queste riviste le trovate su edicola 8 bit, quindi le potete scaricare e le potete giocare direttamente sul PC con l'emulatore CCS 64, Vice, quello che vi pare. E quindi non vedo proprio l'utilità poi di andare a rimettere in mezzo un dataset. Tra l'altro, vabbè, l'abbiamo visto l'altra volta, vi faccio rivedere il dataset, quello compatibile che mi ha dato l'amico Andrea. Ok? Quindi durante questa live abbiamo visto, guardate, solitario. Ma io, guardate, cioè io ogni pagina che apro, vedete qui c'è sta proprio il listato, ci stanno le RAM, DIM, dimensionamento degli array, correttamente GoTo 3000, andava su 3000, quindi questo è, guardate, bisognava scrivere tutto sto popò di listato, non c'era né un riconoscimento automatico della scrittura né niente, qui ci si metteva sulla tastiera e si scriveva if len f dollaro maggiore minore 2 then go to 151, così era la programmazione, questa era. Adesso si usano tutti i moduli già fatti. Se volete fare una app, ci sono tutti i moduli già fatti che voi vi dovete soltanto andare a diciamo sistemare nella vostra app, ma difficilmente qui io programmavo pure lo sapete, in C, C++, Basic, Pascal, Turbo Pascal, l'ho passati tutti i linguaggi di programmazione, il Clipper, il DB2, l'ASP, JavaScript. Io li ho studiati tutti, sapevo programmare in tutti i linguaggi, questi qua, il COBOL, CX, tutti questi linguaggi io li ho passati tutti, il linguaggio macchina, l'assembler del Commodore 64, li ho passati tutti questi linguaggi di programmazione, li ho passati tutti. Purtroppo adesso si scrive molto meno, però bisogna saper programmare a blocchi, diciamo così, via. La musica con il C60, guardate come sono pulite queste fotografie. Qui c'è, cioè sarebbe veramente guardate, è qualcosa di spettacolare questa, veramente grazie Giuseppe di questo lavoro che tu hai fatto. Ovviamente queste riviste hanno un costo, anche perché la stampa, allora ci sono in giro riviste, e io l'ho anche acquistate alcune, ci mancherebbe, che la metà di queste costano il doppio di quanto lui sta vendendo queste. Alcune addirittura sono bianco e nero. Su Amazon si trovano solo con le copertine a colori, dentro sono tutte bianco e nero, e costano il doppio di quanto lui sta vendendo quest'opera. Per avere il prezzo ci sono tutti i link in descrizione del video. Ok? Guardate, qui si legge benissimo il listato. Questo che gioco è? Fatemi vedere. Nessi, oppure il disegno, e poi il listato che so 3 pagine fitte di roba, forse 4? No, 3 pagine fitte, e questo è Nessi. Ma non c'è un'imperfezione in questa stampa, cioè veramente non c'è. Io lo sto sfogliando. Guardate, Togo, che poi era Qbert. Joystick in porta 2 e un tasto per iniziare. Spazio 2000, cioè veramente due grandi novità. Ancora una volta Special Program non finisce di stupirvi. Siamo sicuri che i nostri affezionati lettori hanno atteso questo breve periodo di lontananza con molta trepidazione. Ce lo hanno confermato le tante lettere che abbiamo ricevuto e a cui cercheremo di dare una risposta in fondo alla rivista. Una preghiera al riguardo: inserite sempre il vostro indirizzo completo sulla busta in modo che non vada mai perso anche quando la lettera viene separata dalla busta.
Dobbiamo poi tirarvi le orecchie anche stavolta gli amici della banda di Zio Clive. Sono stati più solleciti a mandarci programmi listati per concorrere ai premi. Chi si trasulla con il C64 ha invece dormito un po' sugli allori. La proporzione tra chi manda programmi per lo Spectrum e chi lo fa per il Commodore 64 è 4-1. E la miseria! E forse sapete che c'è, bisogna dirlo, universalmente riconosciuto, i giochi per il Commodore 64 erano molto più belli di quelli per lo Spectrum. C'è da dire questo. Poi il Commodore 64 aveva un joystick a micro switch, lo Spectrum aveva un joystick di tipo analogico, se non mi ricordo male, e i joystick, tra l'altro, tra il C64 e lo Spectrum avevano un costo molto diverso. Nello Spectrum, diciamo, non disponeva proprio di una porta joystick. Quindi diciamo che giocare con il Commodore 64 era più facile. Che cosa significa questa cosa? Che sul C64 la gente perdeva più tempo a giocare che a programmare. E invece sullo Spectrum il basic dello Spectrum era più avanzato del basic del 64. Per avere un basic sul Commodore 64 più o meno simile a quello dello Spectrum bisognava aspettare le versioni evolute del Simon Basic. Il Simon Basic aveva dei comandi che ricordavano quelli dello Spectrum. Sullo Spectrum con 2 comandi tu facevi una demo. Io mi ricordo che con Circle, Plot and Draw, Circle, Plot and Draw e un ciclo, io facevo fare tutti i cerchi concentrici che giravano, che si muovevano soltanto con un listato di 3 righe. Cioè, e questo sul Commodore 64 non si poteva fare. Ok? Però di contro io su Commodore 64 ho visto dei giochi che sono rimasti nella storia, Bubble per citarne uno, cioè Girus mi piaceva tantissimo, anche per la musica. Tra l'altro, ecco un'altra cosa molto bella della musica è il Commodore 64, lo Spectrum 48K c'aveva il beeper sotto che emetteva la musica. Il Commodore 64 inviava la musica al televisore e si sentiva uno spettacolo. Siamo pieni di demo per Commodore 64 con della musica spettacolare. Quindi vabbè, noi siamo affezionati al SID, non c'è niente da fare. Ok? Io ancora adesso molto spesso vado su YouTube e mi vado a sentire la musica del SID. Ci sono tantissimi filmati su YouTube con la musica del SID del C64. Guardate anche queste pagine tutte pulite. Io ragazzi, per la diretta di domani vedo che è piaciuta, vedo che può andare. Tra l'altro so 50 minuti che sto chiacchierando su questo libro. Guardate i listati facili per come si facevano tutti i simboli che noi trovavamo nei listati, perché poi il Commodore 64 sotto la tastiera, sotto ogni tasto c'erano i 2 simboli che venivano fatti premendo o con il tasto com'era? Shift o con il tasto Commodore. Esatto, vedete? Se veniva premuto Shift veniva un simbolo, se veniva premuto quell'altro con il Commodore veniva l'altro simbolo. Poi Shift S c'era il cuoricino che era il clear screen. Ma quante cose che uno poi ritornano alla memoria sfogliando queste riviste. Io oggi mi sfoglierò questo primo tomo. Sono tantissime pagine, qui sono numerate. Vi dico che solo il primo tomo, senza andare a contare queste altre pagine che sono le copertine delle cassette, sono 575, 576, poi non ha messo più i numeri, quindi saranno quasi 600 pagine, via. Quasi 600 pagine ogni tomo. Ogni tomo sono 600 pagine lavorate una ad una. Io, guardate, posso aprire pure a caso, guardate, sono tutte pulite, perfette. Sono tutte perfette le pagine. Guardate che roba. Io apro a caso, vendo, compro, cerco, trovo. Guardate, scansioni fatte perfette, tutto fatto perfetto, guardate, veramente tanto di cappello. Ripeto, per chi li vuole acquistare ce ne sono ancora
disponibili, lui li vende tutto il lotto, tutti e 6 volumi, e trovate tutti i link in descrizione di questo video. Ok? Guardate tutti i disegnini dei giochi che erano nell'indice. Che spettacolo ragazzi. Allora, siamo addirittura di arrivo, domani vedremo il volume 2. Ok? Vi faccio rivedere. Questo è l'Agostina. Eccoli qua. Guardate. Ma pesa che pesa, pesa che pesa per davvero. Allora, in chiusura di live, andate a visitare il sito edicola8bit.com, prima cosa, proprio subito. Poi, se vi fa piacere, www.classe74.it è il mio sito, diciamo, principale per gli oggetti in vendita su Amazon correttamente catalogati. Qualora vi piaccia Star Wars, Guerre Stellari, c'è un sito www.starwarsstory.it che tratta appunto di Star Wars, è un sito molto molto grande e ci sono dentro un sacco di oggetti in vendita su Amazon riguardanti la galassia lontana lontana. Se siete patiti di Lego esiste anche legolando.it, andate a visitare anche legolando.it. Poi se siete come me patiti di musica, renijstore.it tratta di musica, giradischi, amplificatori, casse attive, casse passive, tratta totalmente di musica. E l'ultimo, ma non meno importante, perché io sono un collezionista da sempre, www.ilmondodelvinile.it, dove troverete i vinili in vendita su Amazon catalogati per tipologia. Ok? Allora io ringrazio tantissimo Giuseppe per il grandissimo lavoro di pulizia delle riviste special program che ha fatto, per aver creato dei file, aver stampato e aver creato un'opera che secondo me è unica nel suo genere. Ok? Questa è da avere dentro una libreria, perché fa la sua figura. Questo per quelli degli anni 70 come me ti porta indietro nel tempo, non c'è niente da fare. Guardate, ho aperto, c'è addirittura un fumetto qui, un fumetto, guardate, troppo bello, guardate. Tra l'altro vedete, Program, questa era Program, la prima rivista che gira sul VIC-20 e sullo Spectrum. Guardate, Program girava una cassetta con 10 giochi. Ok? Questo era per lo Spectrum e questo. Allora, il VIC-20 non mi scorderò mai, anzi saluto mia madre e mio padre se mi stanno guardando, li saluto. Quando io ricevetti il VIC-20, le prime 2 cartucce furono Road Race e Omega Race. Ok? Poi subito dopo andai a comprare Golf. Allora, Road Race era un trapezio giallo che doveva stare dentro a dei trattini bianchi che si muovevano. Quello era Road Race, la corsa di macchine. Una cosa che veramente... Però c'era tanta fantasia, quella era la macchina che correva in pista. Tutto è partito da lì. E poi invece c'era Omega Race, che io mi ricorderò sempre il ragnetto. Tu sei l'astronavina fatta con il simbolo di Maggiore, però non era il simbolo di Maggiore perché era in modalità grafica. Però diciamo poi c'erano tutti i nemici che ti venivano addosso, qualche meteorite, il ragnetto, se tu non ti sbrigavi a distruggere i meteoriti, arrivava quello che noi chiamavamo il ragnetto perché andava in giro come un pazzo e ti voleva venire addosso, aveva 3 zampette, si muoveva e ti lanciava i missili, erano dei puntini che si muovevano sullo schermo, ti lanciava i missili e tu lo dovevi distruggere per terminare il quadro. Poi ovviamente anche lì c'erano i sistemi, uno metteva l'astronavetta a fare su e giù su un lato dello schermo e potevi distruggere, se i nemici stavano dall'altro lato li distruggevi facilmente, diciamo. E vabbè, erano trucchetti di quando io ero piccolo. Io vado tutto a memoria perché tutte queste cose non l'ho più viste dall'epoca. Purtroppo la mia collezione giace in garage. Non so neanche se funzionano tutti quei computer. Vedremo durante il 2023 quello che succederà, ve lo dico sempre con tutto il cuore.
Allora, grazie di avermi seguito, mi ha fatto piacere se vi è piaciuta questa live. Siamo arrivati addirittura d'arrivo. Vi ripeto che in descrizione trovate tutti i link per andare ad acquistare questi tomi, vengono venduti tutti e sei insieme. Il prezzo è assolutamente convenientissimo per un'opera totalmente a colori, 600 pagine per ogni volume, cioè alla fine mi pare che so più di 3000 pagine, 3300 pagine circa, so tante. Ok? Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito, grazie a quelli che mi vedranno in differita su YouTube. Vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella e così sarete sempre avvertiti quando io vado in live. Dovrei riuscire per questa settimana, per questi 6 episodi, ad andare in live sempre alle 10 tutti i giorni fino a che non finiscono questi tomi. Vediamo, perché magari qualche imprevisto, qualche cosa può sempre accadere, come oggi per esempio, che ho fatto un po' tardi perché mi si è rotto il router di Fastweb e ho dovuto improntare al volo un router mio, e quindi ho fatto un po' tardi, però vabbè, tutto si risolve, magari si fa un po' tardi, però tutto si risolve, ok? Grazie mille di nuovo. Sono le ore 11:18, la diretta è durata un'ora precisa, le altre non saranno così lunghe. 9 gennaio 2023, lunedì. Ciao a tutti, grazie di avermi visto e andiamo a vedere la sigla finale. Andiamo a vedere, a preparare la sigla finale. Un attimo che non la trovo. Allora, questa qui. Andiamo. Ok ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Ciao. Thank you.